Un'altra grande opera per la nostra regione, un altro successo del sistema veneto e del Consorzio Bonifica Piave. La nuova centrale idroelettrica di Fener, nel comune di Alano di Piave, garantisce una consistente fornitura di energia assolutamente pulita alle utenze del Trevigiano. Sentiamo il presidente del Consorzio di Bonifica Piave, Giuseppe Romano. Un'opera che nasce da un po' distante, ma che come ha detto il governatore Zaia è stata lungimirante sia per i tempi e sia per quello che sta succedendo oggi. Oggi questa questione del nucleare sta veramente imperversando. Noi abbiamo visto distante e questo è il primo passo che facciamo come Consorzio di Bonifica Piave verso quell'energia rinnovabile, quell'opportunità che si chiama acqua, che ha molte sfaccettature. Una sfaccettatura è l'utilizzo dell'acqua come possibilità di produrre energia elettrica naturale, rinnovabile e che dà comunque un beneficio all'intera comunità del Trevigiano. Presente all'inaugurazione il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, da sempre grande sostenitore dell'energia rinnovabile. Ai nostri microfoni sottolinea questo aspetto. Sono venuto qui proprio per questo, a dimostrazione che si può produrre energia senza pensare alle centrali nucleari. Io spero che da questa sede parta ancora ulteriormente questo mio no al nucleare, visto e considerato che penso che il futuro, agevolato anche dalla ricerca delle nuove tecnologie, ci permetterà di avere delle case autosufficienti sotto il profilo energetico. Un'opera importante che enfatizza il ruolo fondamentale del Consorzio di Bonifica Piave nella creazione di centrali che sfruttano l'acqua per ottenere energia. La parola al presidente Giuseppe Romano. Quando si parla di consorzi di bonifica si pensa esclusivamente alla bonifica in senso, purtroppo come abbiamo visto qualche mese fa, alluvioni, quindi regimazioni delle acque, oppure si pensa come irrigazione e quant'altro. Questa, ripeto, è la terza faccia della stessa medaglia, un'opportunità che ha l'acqua per creare risorsa, per dare risposte anche economiche allo stesso problema, che è quello della sicurezza del territorio, del nostro territorio, perché ha necessità di molte risorse.